Tratti in controluce è un documentario che racconta 5 storie di ordinaria normalità. Sono 5 persone che hanno dei sogni, hanno età diverse e hanno in comune la perdita della vista e hanno cercato, nonostante questa difficoltà, di raggiungere i loro sogni e i loro obiettivi professionali. Tra tutte le storie, per esempio, la prima che mi viene in mente è quella di Federico Borgna, il sindaco di Cuneo, il cui slogan è "Cuneo guarda avanti" quando si è candidato alle elezioni, che porta avanti la sua battaglia politica, perché come dice la politica io l'avevo del sangue da quando ero più giovane, e sicuramente ha sfidato quelli che sono gli stereotipi e candidarsi, insomma, in un contesto come questo ci vuole anche coraggio. E poi abbiamo Michele Landolfo, per esempio, di 30 anni, che dice: io non ho imparato il braille, amavo i computer prima, amo i computer oggi, ho fatto delle tecnologie il mio lavoro e oggi insegna a utilizzare le tecnologie alle persone che hanno perso la vista e a riprendersi la loro autonomia. Tra le altre storie abbiamo anche Gabriella Ferri, che ha iniziato come centralinista da Unicredit. Il bello della sua storia è che racconta che a un certo momento, nel 2012, le è stato messo a disposizione un tool, uno strumento che le ha permesso di cambiare tipo di lavoro e di occuparsi della riscossione dei crediti in completa autonomia. Oppure c'è Carlo Carletti, di 70 anni, che ci racconta quelle che sono state le sue battaglie, le sue lotte per ottenere i diritti per le persone non vedenti. E infine abbiamo Consuelo di IBM, una manager, una diversity engagement partner, che si occupa proprio di sensibilizzare in tema di disabilità. Nasce da una conoscenza di Alessia, dovuta alla presentazione di un documentario che aveva fatto alla Gran Guardia, e si è avvicinata a noi Alessia per conoscere meglio la disabilità visiva. E in quel periodo la sezione veronese dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti stava organizzando proprio un seminario sulle tematiche lavorative delle persone non vedenti. E come tutti i seminari servono a seminare, diciamo che Alessia ha colto l'occasione appunto di approfondire queste tematiche e ha creato questo documentario, scegliendo insieme le persone da intervistare tra profili reali, coerenti e possibili al giorno d'oggi per le persone non vedenti.